Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura che in questo periodo, come già nelle precedenti ultime due puntate, causa emergenza coronavirus, non le registriamo dallo studio di registrazione di Veneto Agricoltura, ma stiamo in smart working e quindi in uno studio un po' artigianale. L'importante è però che in questo momento di grande difficoltà per l'intero paese l'attività di informazione continui e anche continui per il comparto agricolo, agroalimentare. Questa mattina la puntata di oggi sarà dedicata al settore del florovivaismo veneto, un settore importante. Diamo due dati: un settore che vale 210 milioni di euro, suddiviso in 55 milioni per quanto riguarda la produzione di fiori e di piante, 30 milioni per l'attività di vivaismo e ben 130 milioni per la sistemazione e la manutenzione dei parchi e dei giardini. 1450 le aziende del comparto presenti attive nel Veneto. Oggi parleremo di questo settore che in questo momento di difficoltà per tutto il paese è in ginocchio. Il florovivaismo è in ginocchio perché la produzione è ferma. E abbiamo invitato proprio in collegamento Skype con noi il presidente dell'associazione Flor Veneto, il dottor Paolo Vettoretto, che ringraziamo per essere con noi oggi via Skype e al quale chiediamo immediatamente qual è la situazione in questo momento del comparto del florovivaismo veneto. Allora, intanto grazie per avermi invitato. La situazione è veramente drammatica, mai vista prima, quindi è una cosa nuova per tutti. Per noi capisco che sia una cosa nuova anche per chi ci governa, chi prende le decisioni. In questo contesto quindi dobbiamo collaborare tutti assieme per uscire in qualche modo. Il settore è, come dicevo, completamente in ginocchio. La perdita è rasente al 100%. Perché i nostri prodotti non hanno uno sbocco commerciale tranquillo, tradizionale, diciamo. In questo momento è tutto fermo, in questo momento è tutto fermo e quindi nessuno più acquista fiori in pratica. Esattamente, tutto fermo perché non è una causa, una persona non può andare a comprare fiori, non è tra le cause di prima necessità. Detto questo, capiamo tutto, però adesso è il momento, assieme alle istituzioni, di capire cosa poter fare. I florovivaisti non chiedono di tenere aperto a tutti i costi perché dobbiamo vendere. Capiamo benissimo che la situazione è tragica, che prima viene la salute e poi arriva il resto. Però quello che chiedono i florovivaisti è chiarezza, avere un interlocutore che ci dica: guardate, bisogna fare questo tipo di percorso amministrativo per poter arrivare ad un risarcimento, chiamiamolo risarcimento, non so neanch'io come chiamarlo, perché il problema è che si tratta di prodotto fresco, non possiamo chiudere le aziende con la chiave e dire ok, ci vediamo fra 20 giorni. La cassa integrazione non è una risposta, perché noi adesso nelle serre dobbiamo coltivare per avere un prodotto fra 5-6 mesi, quando in teoria speriamo tutto questo sarà finito, e per fare questo abbiamo bisogno dei dipendenti, dei lavoratori. Quindi non è un settore che si può bloccare con un giro di chiave, e questo deve essere chiaro a tutti. Ecco perché noi come florovivaisti abbiamo bisogno di innanzitutto un interlocutore chiaro. Noi sappiamo che la regione è il nostro primo grande interlocutore, perché è la regione che dal titolo quinto della Costituzione si occupa del nostro settore, e dalla regione vogliamo delle risposte, o quantomeno, ripeto, un percorso amministrativo. Adesso le aziende hanno assolutamente, nel breve termine, nell'immediato, hanno bisogno di liquidità. Qui arriveremo a fine marzo con le aziende che non ne hanno, perché già il 2019 è stato un anno orribile per il nostro settore. Questo 2020 doveva essere l'anno della ripartenza e invece è successo quello che è sotto gli occhi di tutti. Quindi quello che adesso chiediamo è un intervento urgente per quanto riguarda la liquidità all'interno delle aziende, con la sospensione di tutti i pagamenti da qui fino a decideremo poi la data, concorderemo insieme,
e chiediamo risposte chiare sul percorso amministrativo da intraprendere per le nostre aziende per poter magari un giorno riuscire a essere in qualche modo risarciti di tutto quello che sta andando buttato via. Ricordiamo che il tempo per confezionare una pianta, per venderla, è lo stesso tempo che ci vuole per prendere una pianta e buttarla via. Chiaro. Quindi il lavoro è sempre quello. Presidente, è stato chiarissimo. Noi adesso proseguiamo con altri interlocutori questo nostro ragionamento sul settore florovivaistico veneto. Noi la ringraziamo per essere stato qui con noi oggi in collegamento e in bocca al lupo, e speriamo che la ripresa possa essere rapida anche per il comparto. Grazie e arrivederci. Grazie a voi, grazie e crepi il lupo. Dopo aver ascoltato la voce del Veneto orientale, passiamo al Veneto occidentale, nella zona di Verona, e non solo. Siamo con il presidente di Florovivaisti Veneti, Giampaolo Girelli. Grazie per essere anche lei in contatto con noi oggi via Skype. E abbiamo sentito poco fa il presidente dell'associazione Flor Veneto. Abbiamo fatto un po' il punto. Da voi com'è la situazione? Immagino sia la stessa, ma ovviamente di grande difficoltà. Come la vediamo? Buongiorno a tutti. La situazione direi che è molto critica, è inutile ripeterlo. Sicuramente ci saranno emergenze importantissime a livello sanitario e lì alziamo le mani tutte, però le nostre aziende veramente sono al collasso. Quindi adesso cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Allora, noi chiediamo a viva voce che ci sia la possibilità di vendere ancora le piante in qualsiasi modalità, o direttamente ai nostri punti vendita o di avere la possibilità di consegnarle direttamente a casa, pur nel rispetto di tutte le normative che sono state emanate in questi giorni. Quindi, questa è la cosa più urgente. La gente purtroppo non può muoversi per venire ad acquistare delle piantine, però voi sareste disposti a effettuare le consegne, perché siamo in primavera, ovviamente questo è il momento in cui le piantine servono. Assolutamente, non sarà la risoluzione dei nostri problemi, ma quantomeno insomma è una piccola goccia in questo mare di perdite continue giornaliere, perché noi abbiamo anche la necessità di mantenere vivi i nostri centri, vale a dire abbiamo all'interno piante, animali, e quindi la manutenzione dobbiamo farla comunque. Certo. Senza nessun risultato economico, almeno cerchiamo di salvare il salvabile. Chiaro. Voi poi avete anche tutti i centri che si occupano di giardinaggio e di manutenzione dei parchi. Anche queste attività sono in ginocchio. Assolutamente sì, adesso sono fermi tutti i manutentori del verde e anche questi hanno la necessità di uscire e intervenire sia a livello di comuni sia a livello di privati, di grandi strutture. Faccio un esempio di una in particolare che abbiamo qua vicino al lago di Garda, a Gardaland, che ha bisogno di manutenzione costante e continua, perché se tra un mese riaprono non possono aprire in queste condizioni qua. Quindi ecco, mi viene chiesto a gran voce che ci sia la possibilità di andare all'interno, logicamente lavorando sempre nel rispetto delle distanze, con le mascherine, con i guanti, con tutto, però ecco, non abbandoniamo il nostro verde, che comunque è un qualcosa che ci dà anche sostentamento a livello morale, insomma, i fiori, le piante, il bello, ricordiamoci che è fondamentale. Il vostro appello quindi è quello di poter riprendere al più presto l'attività che svolgete solitamente, garantendo tutti i margini di sicurezza. Assolutamente sì, è indispensabile per risollevare un po' il morale anche dei nostri operatori, perché veramente in questo momento non sanno che pesci pigliare e soprattutto non vedono all'orizzonte nessuno che gli dà una mano concreta. Al di là delle moratorie sui mutui non vedo altre cose che arrivano avanti. È fondamentale che veniamo ascoltati a livello di governo, che ci sia qualcuno che porta avanti un unico discorso per tutti, perché tutti siamo sulla medesima barca. Certo. E abbiamo difficoltà poi a rispettare i pagamenti dei vari nostri fornitori e tutto quello che ne consegue. Chiaro. Presidente, è stato chiarissimo, abbiamo fatto un po' il punto complessivamente, il vostro appello è molto chiaro. In
questa fase, in questo periodo di grande emergenza, anche i vari settori soffrono. In bocca al lupo e speriamo che appunto si possa riprendere la vita normalmente. Grazie. Grazie infinito, buon lavoro anche lei. Grazie, arrivederci. Ciao. Concludiamo questo nostro approfondimento di oggi collegandoci, siamo già in collegamento con Michela Zonato, che è un'imprenditrice del comparto florovivaistico della zona di Montagnana, in provincia di Padova. Grazie Michela per essere qui con noi oggi. Come sta vivendo dal di dentro un'operatrice questo momento di grande difficoltà? Come lo sta vivendo? Allora, per noi sono giorni abbastanza tesi perché ci troviamo in un momento, come per tutti, molto incerto e ci troviamo a dover affrontare il problema di tutelare le produzioni più giovani e quindi dover gettare il materiale fiorito, perché non sappiamo quando riprenderà il mercato, ma allo stesso tempo il nostro lavoro è fatto di cicli di 1 o 2 settimane, cioè noi invasiamo dal fine novembre fino a questo periodo quasi tutte le settimane, quindi significa che tutto quello che abbiamo invasato deve uscire di settimana in settimana e per noi rompere questa regolarità è molto pesante perché appunto per fare posto siamo costretti a gettare il materiale e di settimana in settimana scegliamo cosa gettare per primo per far posto ai lotti più giovani, perché se adesso non c'è vendita la nostra speranza è che prima o poi si ritorni a lavorare in qualche modo, però non avendo nessuna certezza siamo in una situazione molto, molto tesa anche a livello di... E poi ecco, il materiale che stiamo gettando è completamente pagato e quindi per noi diventa una situazione molto, molto pesante. Lei è anche presidente di una cooperativa, Fioritalia, che quindi rappresenta diversi associati che tutti stanno vivendo la stessa situazione di difficoltà. Sì, tutti, anche se abbiamo prodotti diversi, articoli diversi, perché lo scopo della cooperativa è mettere insieme e fare assortimento. Il problema è uguale, sia che i cicli di produzione siano brevi, cioè di 3-4 mesi, sia che ci siano dei cicli annuali, perché quelli che hanno i cicli annuali devono fare posto alle produzioni che andranno in vendita il prossimo anno. Certo. E quindi ecco, le nostre programmazioni sono molto lunghe e interrompere questi cicli per noi è sempre una scelta molto molto difficile, quando non si sa quando effettivamente ritorneremo a lavorare. Certo. Michela, la ringrazio per essere stata qui con noi oggi. Abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione, che è sempre breve come tutte le settimane. Noi ringraziamo, ricordiamo a tutti innanzitutto di rimanere a casa per dare una mano a sconfiggere questo virus che sta creando così grandi problemi a tutta la nazione, non solo a tutta Europa. Quindi rimaniamo a casa, ma ricordiamoci anche che ci sono tanti settori che stanno vivendo un momento di grande difficoltà e che quindi è giusto conoscere le difficoltà di questi comparti e quindi capire se si può anche fare qualcosa per aiutare queste migliaia di attività importantissime per la nostra economia. Ringraziamo tutti e un arrivederci alla prossima settimana.